Ciao amici, oggi facciamo un primo piatto spettacolare, la pasta camuddica. Ecco gli ingredienti: 200 g di spaghetti, concentrato di pomodoro, olio extravergine di oliva, mezza cipolla, qualche filetto di acciuga, 100 g di pane grattugiato, 40 g di pinoli, 40 g di uvette ammollate nell'acqua. Queste dosi sono per 2 persone e ora vediamo come si prepara. Eccoci ragazzi, allora siamo ai fornelli. Iniziamo a fare il pane tostato, che è semplicissimo. Un fondo di olio, accendiamo il fuoco, abbassiamo la fiamma e ci mettiamo il nostro pane grattugiato e lo facciamo tostare senza farlo bruciare, mescolandolo pian pianino. Continuiamo a mescolarlo. Una volta tostato il pane, spegniamo il fornello e lo mettiamo da parte. Adesso buttiamo gli spaghetti e procediamo alla preparazione del sugo. Padella ben calda, ci mettiamo un goccio di olio extravergine, due acciughette, ora ci mettiamo le cipolle. Quando la cipolla è bella imbiondita, ci mettiamo i pinoli, le uvette, facciamo saltare. Adesso ci mettiamo il concentrato di pomodoro. Allunghiamo con un po' di acqua di cottura. Eccoci qua. Ragazzi, il sughetto è quasi pronto, la pasta è bella al dente, facciamo la coppiata vincente. Quindi la pasta la scoliamo e la mettiamo nel nostro buonissimo sughetto. Guardate qua che spettacolo ragazzi. Eccoci qua. Un bel salto. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura e la facciamo finire di cuocere nella padella. Bene, gli spaghetti sono pronti, ci mettiamo il nostro buonissimo pane tostato, così a pioggia. Facciamo saltare. Adesso impiattiamo. Impiattiamo facendo un bel nido di spaghetti. Spolveriamo con un po' di pane tostato. Un filo di olio extravergine di oliva e buon appetito!